in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, siamo in Cittadella Universitaria, a Monserrato, uno dei luoghi della scienza in Sardegna, e siamo con la professoressa Patrizia Zavattari. Parte un corso di laurea a tossicologia ambientale e forense che ha pochi eguali in Italia. Perché, professoressa? Perché offre un tipo di offerta formativa che dovrebbe formare dei professionisti che riteniamo sempre più siano probabilmente innovativi, cioè quelli che dovrebbero occuparsi di quello che oramai lo vediamo tutti anche a causa del cambiamento dell'ambiente diventa sempre più frequente, cioè disastri ambientali, ovviamente sia di tipo naturale ma anche reati, quindi dovuti all'intervento antropico. E quindi gli incendi? Voilà. Anche purtroppo ne vediamo continuamente in questi giorni e quindi noi abbiamo proprio parlato con il territorio e sia i carabinieri dei NOE che dei RIS ci hanno proprio fatto capire che secondo loro c'è necessità di formare figure professionali anche su tutta la problematica chiaramente dei rifiuti, anche sulla problematica di quelli che sono gli abusi edilizi, quindi tutto quello che va a inficiare sull'ambiente che però di riflesso vuol dire inficiare sulla salute umana, non solo umana ma di tutti gli organismi. Ecco, quali sono i partner? Lei ha citato chiaramente il RIS e i NOES, reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri, però avete allargato il perimetro, avete coperto praticamente quelle che possono essere le aspettative e del territorio e dei cittadini. Esatto, siamo andati anche chiaramente a interloquire con quelle che sono le aziende ospedaliere, quindi abbiamo e avremo nel nostro comitato di indirizzo proprio anche loro, perché poi tra l'altro ospitano molto i ragazzi durante i tirocini, quindi loro stessi ci dicono in cosa vogliono che siano formati, e poi anche le dogane e i monopoli che hanno contribuito molto volentieri alla ricerca di quello che era il meglio da poter dare per creare questa figura professionale. Ecco, si è spesa la parola unico, cioè un corso di laurea che ha dalla sua delle peculiarità, delle caratteristiche che in ambito nazionale non si riscontrano. Quali sono? Il fatto, credo, di mettere insieme l'anima, ambiente, salute, forense. Questo, se un ragazzo oggi vuole affrontare questo tipo di tematiche, deve scegliere fra queste quella che più lo sente vicino a sé. Noi vorremmo riunirgliele e dargli la possibilità di studiarle in un'unica magistrale. Pertanto non solo i ragazzi in Sardegna che si laureano nelle triennali, ma anche quelli che possono provenire da fuori e che cercano quel tipo di materie. Infatti devo dire la verità che già questo movimento mediatico sta portando i suoi risultati. Oggi mi hanno scritto anche da fuori dalla Sardegna e sono interessati ad iscriversi nella nostra magistrale. Questo è quello che ci auguriamo. Quando inizieranno le lezioni e perché e da dove provengono i ragazzi
che hanno svolto la magistrale, la triennale e vogliono fare un corso magistrale di questo livello? Inizieranno il 1° di ottobre perché l'anno accademico inizierà allora e quindi qua abbiamo oggi tutti i vari docenti, anche quelli che sono i primi in trincea a cominciare. E diciamo è naturale, l'abbiamo pensata come naturale per il corso di laurea in scienze tossicologiche e controllo di qualità, che è una triennale che esiste a Cagliari, che non aveva una propria magistrale e per i quali l'abbiamo davvero pensata, però rendendoci poi conto che con pochissima integrazione o niente possono accedere quelli di biologia, possono accedere i laureati in biotecnologie, possono accedere scienze naturali, tecnici per la prevenzione sui luoghi di lavoro. Moltissime triennali possono, devo dire, accedere a questa magistrale, però sto ricevendo molte richieste anche da chi ha fatto una laurea a ciclo unico e quindi farmacisti, CTFini, chimici, ora ci scrivono per chiederci: posso iscrivermi anch'io? Certo che sì. Allora chiudiamo con uno slogan, con un claim. Cosa direbbe a uno studente che deve decidere, si è appena laureato alla triennale, e anche alla sua famiglia? Cosa direbbe, professoressa? Io direi: se un'università mi propone un corso di laurea molto interessante, dai contenuti seri, svolto da professionisti, e la mattina magari posso cominciare con una mezz'ora di corsa al poetto, scusatemi, a me sembra la combinazione migliore. Il cervello ha bisogno di star bene, ha bisogno di una mente sana in un corpo sano, però poi con la serietà di andare in aula e seguire le lezioni. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi-A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi-A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nuova Toyota Aygo Cross Hybrid da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e Outland del Mar Project, in collaborazione con il comune di Guspini, hanno presentato Passi che raccontano, un documentario che ci propone un viaggio tra mare, montagna, archeologia mineraria e comunità locali e ci porta nel cuore più autentico del cammino. Una serata dedicata ai paesaggi, agli appassionati del trekking e alle persone che ogni giorno rendono il cammino minerario di Santa Barbara un'esperienza unica. Passi che raccontano è stato realizzato dal nostro Sergio Trastus. Vediamolo insieme. Finalmente siamo arrivati, che bel percorso. Raccontatemi di dove venivate che non ricordo. Siamo provenienti da diverse regioni d'Italia, Calabria, Molise, Marche, Abruzzo. Quindi abbiamo un po' l'Italia che viene a scoprire questi luoghi meravigliosi della Sardegna. Allora Mario, cosa ti sta lasciando questo cammino? Essendo per me la prima volta in Sardegna, io ho la fortuna in questo momento di avere l'autenticità di questo posto, la meraviglia di alcuni luoghi che sono ormai lasciati a loro stessi, quindi mi sta veramente restituendo quello che cercavo, autenticità e tanta fatica anche, ovviamente. Bellissimo, che diciamo che questo è l'obiettivo di voi camminatori. Invece a te, Andrea, cosa stai cercando attraverso questo cammino? Allora, quello che mi ha colpito di più sicuramente è stata la varietà dei luoghi che si attraversano lungo questo cammino, da Iglesias a qui fino adesso abbiamo visto di tutto, tra montagna, spiagge, dune, e devo dire che questa è la cosa che più mi è piaciuta e che cercavo, la varietà e i terreni diversi, e questo è stato quello che mi ha colpito maggiormente. E la Sardegna diciamo che ha tutto il potenziale per offrire questi paesaggi, questi cammini della Fondazione del Cammino Minerario che sono meravigliosi. Dai, proseguiamo. Andiamo.
progetto Islas del Mare è un progetto internazionale insulare che riunisce e condivide l'insularità delle 600 isole che formano parte del nostro network. È un network appunto per condividere non solo la politica insulare dei territori, quelli che toccano con mano insomma la problematica dei territori, ma anche per dar valore a tutta questa ricchezza archeologica, storica che le nostre isole hanno. All'interno di questo partenariato quindi noi dedichiamo un documentario identitario ai territori che formano parte del nostro percorso, della nostra rete. In questo caso quindi in Sardegna abbiamo tanti comuni che stanno aderendo e oggi siamo qua al borgo di Montevecchio per raccontare il documentario dedicato alla Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, un documentario che tocca con mano questo cuore pulsante della storia mineraria di questi borghi abbandonati, ma che adesso la Fondazione vuole dare vita attraverso tanta promozione che stanno facendo, quindi noi in questo caso diamo il nostro contributo anche noi per promuoverli all'interno del nostro documentario. Montevecchio ha questa particolarità all'interno anche del Cammino Minerario di Santa Barbara, è una comunità viva, una comunità abitata, una comunità chiaramente in difficoltà e sofferente per la sua storia, per i tanti anni di abbandono, ma è una comunità accogliente e quindi questa particolarità rende questa tappa del cammino un momento anche particolare, un momento di storie, come vedremo oggi nel documentario, dove le persone vive, raccontano, incontrano e dove le storie delle persone vengono raccontate dalle persone stesse e non solo dei monumenti. C'è anche un progetto che è avallato dall'amministrazione comunale per aumentare anche la capacità ricettiva qua nel borgo, insomma a servizio di tutto il territorio. Sì, in collaborazione con la Fondazione è stata individuata una struttura per la realizzazione di una posada che vorrà essere anche molto moderna nella sua progettazione, fatta di moduli indipendenti, capace quindi di dare anche quel tocco di modernità e di accoglienza per quei camminatori che oggi è sempre più, visto che sono in aumento e di questo ringraziamo il Cammino Minerario di Santa Barbara, vengono qui anche per trovare un'esperienza diversa, immersi nella natura, quindi non solo il dato minerario ma anche tutto il contesto ambientale di cui Montevecchio è ricchissima. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro. Suzuki. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti.
Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Feather fighters, stand up now. Hands in the air, feel it loud. Feather fighters, stand up now. This is our time, this is our ground. Feather fighters, stand up now. Hands in the air, feel it loud. Presentato in questi giorni Finché non accade, una storia di resilienza, documentario che racconta la straordinaria parabola sportiva umana del Mara Badminton, squadra fondata da Francesco Feliziani, figura di cerniera unica in Italia tra la macchina amministrativa della scuola e la governance sportiva nazionale. Consigliere nazionale della Federazione Italiana Badminton e passato da campione, Feliziani, dopo il colpo di fulmine sportivo in Scozia, recupera un palasport dirocato e lo trasforma in un centro modello per una squadra da 3 secondi posti in Serie A e Champions League. Il documentario, nato in collaborazione con MAB Video Innovation, celebra il progetto nato 10 anni fa e che mette l'etica e il valore sociale davanti ai risultati agonistici. Con Francesco Feliziani per parlare di Finché non accade, una storia di resilienza. Ecco, Francesco, come nasce questo documentario e che impegno manageriale ha comportato raccontare questa storia, ma innanzitutto fondare, seguire, gestire e raccontare con grazia, con uno storytelling veramente efficace, le gesta che si innestano nella tradizione migliore del miracolo sportivo italiano, quello del Mara Badminton? Ma allora io credo che la cosa più difficile in realtà sia realizzare le cose. Poi succede questo, che puoi fare delle esperienze di qualità, puoi realizzare tante cose, ma se non le racconti la loro portata diciamo perde moltissimo. Si depotenzia. Volenti o nolenti siamo in una società dove la comunicazione sta diventando sempre più importante. Si dice che un libro non è mai scritto finché non è pubblicato, cioè se uno scrive un libro bellissimo ma poi lo tiene nel cassetto è comunque una bella opera, ma rimarrà lì confinata nell'esperienza di chi quell'opera l'ha prodotta. Se invece viene messa a disposizione con tutta una serie di valori sottostanti, allora forse riesci a creare del valore, riesci a far capire che ci sono dei valori come quelli dell'amicizia, la perseveranza, cercare di capire che anche impegnandosi a seguire le proprie passioni si può fare qualcosa per se stessi, ma soprattutto anche per gli altri. Ecco, più che uno sforzo manageriale, godere di questo documentario emerge il suo, la sua vocazione alla comunicazione. Lei racconta molto volentieri. Quando ha scoperto di essere uno storyteller così efficace? Ma in realtà quando hai un ruolo che ti porta molto spesso, no, a confrontarti con altri, a parlare in pubblico, piano piano diciamo viene naturale. Soprattutto, torno a dire, il mio mestiere, quello che è il mio lavoro principale,
è un lavoro molto basato sulla gestione e molte volte proprio perché è basato soprattutto sulla gestione ci stupiamo, no, nel vedere come tanti sforzi non vengano apprezzati, tanti backstage non vengono pienamente capiti. La complessità di una procedura amministrativa difficilmente viene percepita dall'utenza. In questo caso invece c'è una storia sportiva, tanto sacrificio, tanti successi e credo che sia stato giusto provare a metterlo a disposizione anche di chi giustamente deve essere orgogliosa di questi successi, e cioè la Sardegna. Con la storia di questa squadra è un po', io dico sempre, no, nel nostro piccolo, quello che è stato il miracolo dello scudetto del Cagliari del 1970. E un altro grandissimo valore, no? Molti hanno detto sì, ma la squadra, gli stranieri, non ci sono atleti sardi. Io dico sempre, ma il Cagliari del 1970, no? Che è il simbolo dell'orgoglio di questa terra, se noi andiamo a vedere Gigi Riva, se noi andiamo a vedere Nenè, andiamo a vedere Domenghini, comunque Albertosi, parliamo di persone che questa terra l'hanno scoperta, l'hanno amata, e un po' io dico sempre, nel nostro piccolo anche noi, io, Rosario Maddaloni, i ragazzi Chris Vittoriani, Chris Holm, i ragazzi Julien Maiole a Palermo, i ragazzi che hanno contribuito, no, a portare questi successi sportivi in Sardegna, siamo delle persone, in particolare io e Rosario, che in questa terra siamo venuti, io ci sono da più di 20 anni, lui da un po' meno, però l'abbiamo immediatamente amata, siamo riconoscenti e ci piace, no, mettere a disposizione questi successi e farli sentire come condivisi da tutti. Quindi al servizio della Sardegna. Lei parlava di backstage, quindi di dietro le quinte, quindi tornando indietro parliamo del valore della resilienza, il suo documentario parla approfonditamente del valore della resilienza. Tornando indietro e pensando ai 3 scudetti sfiorati, 3 secondi posti consecutivi prima di trionfare in Champions, ecco, come ha creato, come ha rilanciato e trasformato questa spinta emotiva per non far sentire la fatica, per neutralizzare un pochino la delusione, come è diventata poi vittoria in Europa? Allora, io dico sempre che c'è una componente di tenacia e nello sport, così come nella vita, c'è sempre una componente di fortuna. Allora, noi nel progetto, che parte come progetto scolastico, io ci tengo sempre a ricordarlo, il progetto Mara Badminton parte nel 2016, parte come un progetto al servizio della collettività e ha sempre mantenuto questo imprinting. Dal 2016, adesso siamo nel 2026, sono passati 10 anni, l'obiettivo è stato sempre quello di far fare questo sport gratuitamente ai ragazzi, ai bambini delle scuole, sono anni che si organizza il camp estivo gratuito, c'è un patto di comunità per estenderlo non solo a Maracalagonis ma ai comuni del circondario, quindi diciamo intorno a questi valori che sono appunto quelli del sociale, poi si è innestata la parte dell'alto livello. Sull'alto livello ovviamente siamo passati, no? La prima stagione è stata una stagione epica, era il 2021, noi venivamo dal periodo più difficile in assoluto perché il Covid nel 2020 per il nostro progetto ha significato uno stop di 2 anni. 2020 e 2021 sono stati praticamente 2 anni persi per l'attività di base. Com'è stata la reazione degli atleti? Allora, la reazione degli atleti della squadra di Serie A, diciamo l'episodio più traumatico, il punto più basso è stato quando nel secondo concentramento della Serie A 2021 siamo arrivati a Palermo a giocare 3 partite ed eravamo primi in classifica, siamo usciti quasi con le ossa rotte dal punto di vista sportivo, perdendo una partita molto dura con il BC Milano, che poi è diventato il nostro rivale storico, no? Da lì in poi.
E poi alla fine del concentramento una nostra atleta è stata trovata positiva al Covid e la squadra è rimasta quasi 2 settimane confinata in un Covid hotel. I ragazzi si allenavano in videochiamata tra di loro con WhatsApp, facevano delle video call, cercavano di mantenersi in forma, sono stati rilasciati il giovedì precedente il fine settimana dell'ultimo concentramento di Serie A. Se non fossero stati rilasciati in tempo noi non ci saremmo nemmeno qualificati per i playoff, quindi in questo senso parlo di fortuna e di sfortuna da una parte, la sfortuna del contagio, la fortuna di essere stati liberati in tempo proprio strettamente utile per andare a giocare l'ultimo concentramento. A quel punto ci si è qualificati per i playoff, nei playoff si è vinta una storica semifinale contro il BC Milano, che erano i campioni in carica degli ultimi 7 anni, poi dopo si è perso con Bolzano, quindi si è passati in un giorno dall'entusiasmo più sfrenato alla delusione più assoluta, perché poi la finale persa con Bolzano fu una cosa molto dolorosa, perché avevamo avuto anche dei bench point per arrivare all'ultima e decisiva partita. Poi la stessa cosa è successa nel 2023, di nuovo sconfitti in casa con Bolzano. Nel 2022 abbiamo avuto tantissima sfortuna nei playoff con degli infortuni, quindi non siamo riusciti a competere. Dopo tutte queste delusioni, questa sfortuna, invece ad Oviedo c'è stata, come io dico sempre, no, delle congiunzioni astrali. Siamo stati in grado di giocare con la squadra senza infortuni, abbiamo avuto un sorteggio che in qualche modo ci ha anche aiutato nel nostro percorso, e quindi da 3 anni, no, arrivati quasi alla fine sempre con delle delusioni, poi abbiamo raggiunto quello che è stato il risultato più alto della nostra storia, ma della storia del badminton italiano. Scorrendo l'albo della federazione abbiamo scoperto un titolo di campione d'Italia Master in doppio maschile e altri successi, altri argenti e anche un bronzo. Ecco, cosa porta di quel periodo agonistico, cosa riesce a trasmettere ai suoi giovani, un po' insomma dal suo racconto si evince. Cosa rimane dell'atleta Feliziani? Allora, diciamo che in realtà io non mi considero un grande agonista. Io il badminton l'ho scoperto praticamente a 40 anni, quindi l'ho praticato e da subito è diventato lo sport più amato. Io, diciamo, in gioventù ho praticato tanti sport. Lo sport secondo me è un qualcosa da promuovere sempre, qualsiasi disciplina sportiva. Col badminton c'è stata la scintilla, no? Nel mio caso è scoccata a 40 anni, mi ha consentito di prolungare la mia carriera agonistica, che tuttora continua. Chiaro, i livelli sono quelli che sono, non sono uno che gioca soltanto per vincere. Io quello che privilegio, ma lo dico sempre anche ai ragazzi, lo dico anche ai ragazzi della Serie A, per me la cosa più importante è la prestazione. Se ci si allena bene, se si sta bene in campo, se si gioca al massimo delle proprie possibilità, noi in uno sport come il badminton dobbiamo sapere che dall'altra parte della rete c'è un avversario che può essere più bravo di noi, più forte di noi quel giorno, oppure ci può essere una coppia di avversari e l'avversario va rispettato. Una delle cose che mi piace molto del badminton è questa, ci sono dei valori, al termine della partita ci si stringe sempre la mano, se nel corso della partita si fa un punto fortunato, si prende un nastro, una stecca, una cosa, si chiede scusa all'avversario, è uno sport pulito. È uno sport che è complicato, perché è complicato dal punto di vista tecnico, è impegnativo dal punto di vista fisico, è impegnativo dal punto di vista tattico, strategico, però dà tantissima soddisfazione. Quando si riesce a mettere insieme queste cose, devo dire, è uno sport che è molto formativo ed è il motivo per cui stiamo facendo insieme con la Federazione Italiana questa grande azione, no, di promozione nelle scuole, perché ci rendiamo conto che soprattutto in un momento storico in cui la sedentarietà, l'utilizzo anche eccessivo, no, degli strumenti tecnologici porta anche i ragazzi, no,
Secondo le nostre ricerche il badminton incide anche sullo sviluppo cognitivo dei più piccoli, cioè lo sport di situazione per eccellenza che dà dei risultati anche immediati in fase di crescita. Sì, è uno sport, è bello provare a spiegarlo perché molti lo vedono o lo hanno visto in passato come quel gioco che si faceva nel cortile di casa o sulla spiaggia, no? Proprio così a fini come puoi vedere qualcuno giocare a palla o a racchettoni in spiaggia. In realtà c'è tutto un discorso di sviluppo motorio connesso alla coordinazione, proprio la coordinazione dei movimenti e mettere i movimenti e la tecnica al servizio di un piano di gioco. Da fuori non ci si rende conto di quanto è importante non solo lavorare sulla tecnica, non solo lavorare sulla preparazione atletica, ma lavorare anche sulla preparazione di una partita. In una partita di badminton, sia singolo sia doppio, soprattutto se è doppio misto, bisogna tener conto di tante variabili, bisogna tener conto dei propri punti di forza, dei propri punti di debolezza, dei punti di forza e di debolezza del proprio o della propria partner e di quelli che stanno dall'altra parte della rete. Cioè, se noi predileggiamo un certo tipo di gioco, dobbiamo cercare di creare le condizioni per giocare a quella velocità con quel tipo di colpi e dobbiamo cercare di disattivare le strategie degli avversari. Nel doppio misto, per esempio, la formazione di base vede la donna nei pressi della rete e l'uomo dietro per una questione di velocità, di potenza. Quindi una delle strategie base è quella di cercare di mettere gli avversari nella formazione opposta, cioè l'uomo portarlo a rete e mandare la donna a fondo campo in maniera che possa essere meno pericolosa negli smash o nei colpi da fondo campo. Quindi diciamo tutti questi concetti messi insieme con le caratteristiche specifiche dello sport, che è resistenza ma è anche velocità, ma è anche potenza, fanno del badminton uno sport incredibilmente completo, come credo ce ne siano veramente pochi nel panorama mondiale. Il badminton ha delle problematiche in Italia ancora perché pur essendo uno sport di traino all'estero, in Italia non solo persiste quasi l'etichetta di sport minore, ma anche delle disparità. Lei come consigliere della federazione conoscerà molto bene la disparità tra nord, sud e isole. Come diciamo al livello locale si interviene per garantire anche degli spazi al badminton, anche per quelle squadre che devono comunque trovarsi, dei piccoli club che devono trovarsi a competere poi con le grosse realtà. Il protocollo che ha fondato e coordinato lei in Sardegna può essere esportato anche nel resto d'Italia? Allora, è una bellissima domanda e la risposta è senz'altro sì. Anzi, io devo dire che questo protocollo, questo progetto è nato proprio con l'obiettivo di renderlo replicabile e scalabile in altre realtà. Il sogno è stato proprio quello, cioè far vedere come dall'utilizzo e dalla rivalutazione, dal recupero di un impianto sportivo che era ormai praticamente in condizioni di degrado, con una progettualità importante, rimetterlo al servizio della collettività e dimostrare che anche dove le condizioni territoriali, storiche erano molto sfavorevoli, si poteva riuscire a creare delle situazioni d'eccellenza. Noi credo che ci siamo riusciti, la vera sfida è quella di replicarlo e di renderlo disponibile anche ad altri sport, anche ad altre realtà territoriali. Quindi lo scopo del documentario, no? finché non accade, è proprio questo. Io mi sto rendendo conto, forse la delusione più grande di tutti questi anni è stata vedere come una mancanza di comunicazione appropriata e una mancanza di attenzione dei mezzi di comunicazione ha fatto sì che un'esperienza sportiva così importante sia conosciuta da pochissime persone rispetto a quello che veramente si è riusciti a costruire dal nulla, e non in uno sport, si parla di, impropriamente si dice sport minori.
Noi ci dobbiamo rendere conto che il badminton è uno sport... Tra l'altro è una disciplina olimpionica, quindi è veramente una contraddizione. È una disciplina olimpica dal 1992, ininterrottamente, 1988 Seul dimostrativa, dal 1992 Barcellona a pieno titolo. Mette in palio 5 medaglie d'oro poi parliamo di singolare maschile, ci sono 5 discipline: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Parliamo di parità di genere. La cosa bella del badminton rispetto ad altri sport, ultimamente c'è la polemica che nel tennis, che è uno sport milionario, dove il vincitore di Wimbledon, Sinner, guadagna forse 100 volte quello che guadagna il vincitore dell'All England, che è l'equivalente, il torneo di badminton più importante al mondo, e diciamo questa disparità che a volte esiste tra sport e altri sport, oppure tra quanto vengono magari valorizzate le donne in determinati sport rispetto allo sport maschile, nel badminton c'è parità assoluta, si compete insieme, nel doppio misto c'è una parità al di là del ruolo in campo. L'importanza della donna nel doppio misto è fondamentale, perché devo dire, si può quasi dire è il cervello. Dal come gioca la donna nel doppio misto poi si creano le varie opportunità anche per l'uomo, e i premi sono assolutamente gli stessi. Cioè il badminton, anche per questo è bello portarlo a scuola, perché comunque nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado, anche nella scuola secondaria di secondo grado, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze riescono a giocare assolutamente alla pari, ed è bellissimo vedere questi ruoli assolutamente paritari. Questo è un altro valore aggiunto del nostro sport che me lo fa amare così tanto. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Nuovo Toyota RAV4 Full Hybrid. Più di quanto immagini. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio,
Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È tempo di bilanci per Calagonona Jazz 39esima edizione che ha preso il via giovedì 9 luglio e si è concluso a fine mese con 14 concerti da tutto esaurito. La manifestazione targata Intermezzo Nuoro di Giuseppe Giordano ha esordito con i concerti del duo per duo della sassofonista statunitense Lakeisha Benjamin per proseguire il suo percorso artistico con grandi protagonisti come Mauro Palmas, Giacomo Verdeu, Gegè Telesforo, Rachele Andrioli e Frick Motel. Il polistrumentista etnomusicologo Sandro Fresi si è esibito accompagnato dalla voce della figlia Laura, conoscitrice dei repertori colti popolari che interpreta nelle lingue minoritarie del Mediterraneo occidentale i brani dell'ensemble Ischeliu. Il potersi immedesimare in culture, lingue diverse mi affascina tantissimo, quindi io quando canto sento e interpreto delle storie, delle culture, delle tradizioni. Noi siamo felicissimi di essere stati invitati, di essere ospiti di questo festival che ormai spegne le 39 candeline, quindi è uno dei festival più datati come programmazione e dei più importanti, e noi siamo orgogliosi di essere loro ospiti. Mauro Palmas e Giacomo Verdeu sono stati protagonisti per la loro Sighida, opera prima del duo nato dal fortunato incontro artistico tra l'esperto maestro delle corde, compositore e ricercatore, e il 21enne organettista di Orosei per sintetizzare in modo sorprendente lo spirito che ha animato la genesi del loro impegno musicale. Rachele Andrioli, cantautrice e polistrumentista pugliese tra le più interessanti della scena italiana e internazionale, porta in scena Leoca, un concerto solo in cui voce, tamburi e cornice, arpa, flauto armonico e loop station evocano rituali ancestrali e paesaggi sonori del Salento profondo. Io vengo dal capo di Leuca, quello che i pellegrini quando arrivavano chiamavano la De Finibus Terre, questo perché una volta arrivati in questo lembo molto molto stretto di terra, noi non siamo un'isola, siamo una penisola, ma è un po', ci sentiamo un po' isolani, proprio perché questo lembo di terra molto stretto ci porta a sentirci isolani. La chiamavano De Finibus Terre perché pensavano che da quel punto in poi il mondo fosse assolutamente finito. Io ho veicolato il ricordo dei miei genitori, dei miei nonni, che sono tutti emigranti, ho veicolato sempre questo ricordo della partenza. Un giorno, crescendo, è cambiata un po' la visione di questa dualità, no? Tra terra e mare, eccetera, eccetera. Questo proprio per il fatto che adesso, più che partire, vediamo le persone arrivare, prendiamo consapevolezza del fatto che questo mondo non sia finito e che al di fuori di un lembo di terra ci sono sempre delle esigenze ancora di muoversi, che sia per una questione buona di vacanza e che sia per una questione terribile come quella della migrazione. Frick Motel con Matteo Sedda, Andrea Sanna, Andrea Parodo e Nicola Vacca per un progetto strumentale nato in Sardegna che fonde elettronica, nu jazz, post-rock e suggestioni cinematiche in un linguaggio sonoro originale e riconoscibile. Siamo felicissimi di partecipare a questa edizione del Calagonona Jazz con il nostro progetto Frick Motel.
L'occasione di presentare il nostro ultimo lavoro che si intitola Human Codec, che è uscito l'anno scorso per la storica etichetta bolognese Irma Record. È un'occasione per noi per far appunto ascoltare le nostre ultime produzioni, che sono una sorta di mashup tra jazz, appunto, elettronica, post-rock e varie influenze che arrivano da parti del mondo diverse. Joey Calderazzo, cresciuto a New Rochelle in una famiglia musicale, è uno dei pianisti jazz più raffinati della sua generazione. Ci sono tantissime ragioni, ci sono così tante lezioni di vita e di musica che mi hanno aiutato nella mia vita personale, mi hanno aiutato anche musicalmente. In realtà mi facevo domande musicali anche un po' folli, ma era un ottimo esempio di come essere un buon leader in una buona band. Orlando Magia, musicista e interprete delle Launeddas, è attivo in numerosi progetti che valorizzano il patrimonio musicale dell'isola. Applaudita la sua esibizione con l'allievo Luca Schirru. Cioè qua in Sardegna siamo tanto ognuno alla sua piccola fetta, quando vai all'estero è una grossa responsabilità perché tramite te passa un'informazione, in questo caso musicale, quindi è una grossa responsabilità, un bel vanto riuscire ad arrivare anche fuori e trasmettere questo suono, questo strumento. La prima volta che toccai le Launeddas in mano avevo 9 anni. Ed era un periodo molto critico per quanto riguarda le Launeddas in particolare, perché i giovani non volevano sentirne di imparare a suonare le Launeddas. C'erano pochissimi maestri in tutta l'isola, tutti anziani, c'era un buco generazionale vero e proprio, perché i giovani preferivano suonare gli strumenti elettrici, elettronici, bassi, batterie che ci arrivavano da tutte le parti, però con le Launeddas anche un po' di ecco, c'era questa cosa, erano superate. Secondo i giovani le Launeddas erano cosa superata. È uno strumento che esiste 3000 anni. Se è durato 3000 anni, noi, ecco, secondo i giovani di allora, dovevano distruggere una tradizione che ci arriva dalla notte dei tempi. Quindi io, siccome che sono un po' di famiglia, i miei nonni, anche mia madre, non suonavano le Launeddas, ma suonavano Sadrunfa, lo scacciapensieri, l'armonica Bo, che poi erano dei bravissimi ballerini. E io, quando sentii per la prima volta, facendo parte di un gruppo folk di Mara Calagonis, le Launeddas suonate da Aurelio Porcu, da Zio Brettino Murtas di Moraverde, da Luigi Lai, mi sono proprio incantato a questo strumento. Ho detto, ma come si può emozionarsi così tanto nel sentire queste 3 canne? E a quel punto io, mio fratello, altri giovani del paese, ho detto, ragazzi, qua se non ci ribocchiamo le maniche noi e ci salviamo questa bellissima tradizione, chi è che ci deve pensare? Quelli di fuori? No, di sicuro. Quindi ci siamo impegnati, poi anche altri giovani di altri paesi, del Sarrabus, del Campidano di Cagliari, e ci siamo impegnati a cercare di apprendere dagli anziani che c'erano in quel periodo quelle melodie che vengono tramandate da padre in figlio, da maestro in allievo. Poi tutti noi, una volta che abbiamo acquisito, ecco, con tanta umiltà, ecco, quello che siamo riusciti ad imparare, abbiamo fondato delle scuole, abbiamo cercato di trasmettere il bagaglio che abbiamo accumulato, diciamo, in noi ai giovani. Io da oltre 35 anni, per dire un esempio, insegno in tantissime scuole del Campidano e anche oltre, fino all'Oristanese. Ora posso dire che sono soddisfatto di un lavoro che ha portato a frutto, ecco, una bella orchestra di musica popolare. Siamo una quarantina, oggi siamo solo in 3, però quando siamo al completo arriviamo a 40 elementi, sia ragazzi che ragazze, giovani, anziani, siamo di tutte le età, ed è un'impronta che ritengo sia importante aver lasciato. Lascerò quando sarà ora, non c'è fretta.
Laurin, nome d'arte di Aurora De Gregorio, è una giovane cantautrice pugliese che sintetizza hip hop, soul, R&B ed elettronica in un linguaggio italiano personale e maturo. La musica è una forma d'arte, in quanto forma d'arte non riesco a dare un parere su quanto sia importante avere un equilibrio, su quanto sia più importante una dell'altra. È una questione tutta di appunto istinto. Anche una persona che usa tanto la tecnica e gode in quello che fa e riesce a trasmettere quello che fa attraverso l'utilizzo della tecnica come suo principale strumento è una forma d'arte tanto quanto chi non sa nulla e fa arte con quello che può. Io studio musica, ma diciamo che tendo ad avere un po' più una parte istintiva e porto nella musica magari quello che ho imparato anche a livello tecnico, sì. Ed eccoci a Mario Ganau, è un pianista jazz e compositore premiato per il suo talento attivo sulla scena internazionale. Con una formazione d'eccellenza spazia dal piano con collaborazioni prestigiose tra Italia e Francia. Io ho vissuto un po' all'estero per diversi anni, ho studiato lì, insomma, quindi è musica che deriva da un lavoro di ricerca ormai di almeno 6-7 anni e niente, sto iniziando a portarlo in giro anche qua in Italia, perché io ho deciso dopo tanti anni di vita fuori di rientrare qui in Sardegna. Adesso piano piano cerchiamo di fare conoscere questa musica anche qui in Italia, insomma. Diciamo che l'atmosfera che si respira è un po' quella dell'attesa per il 40°. La stiamo vivendo un po' come diciamo un periodo di transizione. Abbiamo quest'anno infatti coinvolto artisti che hanno un po' richiamato la storia del jazz, come ieri Gegè Telesforo, che ha fatto una vera e propria lezione del bebop, ha veramente entusiasmato e coinvolto il pubblico, perché non è facile trovare artisti che dedicano con tanta passione anche il loro tempo allo studio del passato, che per me, che ho la mia età, e per noi tutti dell'associazione è fondamentale. Non si può scordare quello che è stato il passato. Noi siamo appassionati di jazz e viviamo non di ricordi, per fortuna, ma non dimentichiamo assolutamente quello che i musicisti hanno costruito e hanno diciamo creato nel passato, che è diventata una scuola per tutti noi e per tantissimi musicisti in 40 anni. Bene, noi dal 1988 che cosa custodisce questa rassegna? Ma custodisce diciamo un forte legame nei confronti di questa espressione artistica, ma anche diciamo un filo continuo tra una serie di amici che sono da giovani sono diventati adulti, anziani, qualcuno anche vecchiotto, con un legame molto 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 profondo con il territorio e con la regione, ovviamente. Non avete mai smesso in questi anni di legare il giovane al vecchio, cioè di legare le vecchie tradizioni comunque alle nuove leve? Assolutamente no, questo è stato diciamo un po' il filo conduttore della nostra storia, che appunto raggiunge l'anno prossimo i 40 anni. Abbiamo sempre cercato di confrontare quella che è la nostra tradizione fortissima, molto ricca, popolare e musicale e non solo, con quella che è la tradizione e l'evoluzione del jazz. D'altronde, cioè, il jazz è frutto di una sorta di crescita della musica popolare con una miriade di sfaccettature, certo, ma anche la nostra musica popolare, la nostra musica etnica, piano piano
si sta evolvendo, tant'è che molti artisti di jazz attingono alla nostra diciamo tradizione di musica etnica, di musica popolare. Avete concentrato, come dire, gli spettacoli su 3 location differenti. In che modo il pubblico, come dire, dialoga con queste diverse forme e diverse location? Ma questa è un po' la proposta diversificata, perché abbiamo qui è una località, questa è una località prettamente turistica, quindi ci sono ovviamente una serie di turisti che sono tra di loro ovviamente di diverse fasce d'età, ma anche eterogenei, no? Nella loro cultura e nella loro, diciamo, voglia di vivere il tempo libero durante il periodo delle vacanze. E quindi l'acquario che si presta molto a concerti molto molto soft, con la degustazione poi a fine concerto. I concerti, diciamo, con serenità e con molta attenzione in teatro, e concerti diciamo che hanno un aspetto molto green, molto ambientalista in grotta. Queste sono, diciamo, le 3 nostre proposte, che sono sì, diverse l'una dall'altra, eterogenee appunto, ma che credo riescano a coprire una vasta gamma di utenza. In che modo il festival riesce a combinare l'offerta musicale con la valorizzazione del patrimonio naturale e l'enogastronomia locale? C'è un filo conduttore? E certo che c'è un filo conduttore, perché è molto semplice, cioè qui si vive di mare, di ambiente, di cibo, di vino, olio, e quindi l'enogastronomia è, diciamo, non la cornice, ma è all'interno di un puzzle, un tassello, o sono più tasselli importanti all'interno del puzzle. Poi c'è il tassello anche della musica e della cultura. La chiusura di questo speciale di Panorama Sardo, dedicato alla 39esima edizione, la dedichiamo di rigore al gran finale, con sul palco il regista Gianfranco Caviddu e Luigi Lai per il documentario su Maistu, dedicato al 94enne musicista di San Vito, il più grande interprete mondiale dell'armonia delle Launeddas, ma anche testimonial della longevità dei sardi, perché ha saputo essere protagonista sulla scena internazionale da 80 stagioni. In che modo la musica e il suono diventano immagini nei suoi film e nei suoi documentari? Beh sì, io vengo dalla musica, per cui è quasi naturale che dia una grande attenzione al rapporto della musica e dei suoni con le immagini, per cui ci tengo, e specialmente in questo film che racconta un musicista straordinario che attraversa un secolo della storia della Sardegna, dagli anni 20-30, cioè dagli anni 30 fino ad oggi, per cui è una specie di almanacco anche della storia della Sardegna attraverso di lui. Quando io ero bambino altri strumenti non si trovavano, si sentivano solo i battacchi dei buoi, delle pecore, delle capre. E io la prima volta che ho sentito questo strumento mi sono innamorato, come lo sono tuttora. E quindi pian piano ho dedicato la mia vita a questo strumento. Ma non solo questo, io ho studiato anche musica, leggo la musica, suono anche altri strumenti, però la Launeddas la amo perché è sarda e io amo tutto ciò che è della Sardegna. Io mi sento sardo e adoro questo strumento. E credo, insieme a tanti artisti, grazie anche a Gianfranco Caviddu, regista, l'abbiamo fatto sentire, l'abbiamo portata nel mondo della Launeddas. Quindi può capire, io ho dedicato la vita a questo strumento con molto piacere e amore. Remosa,
in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Tua a 16.900 euro con 4.000 euro di incentivi Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Professor Cao, un periodo di grandi traguardi legati, che vengono in seguito a un periodo di grande studio e grande ricerca, non ultimo la scoperta legata alla coltivazione della spirulina in assenza di gravità, insomma un grossissimo traguardo. Un ruolo particolare lo hanno avuto l'Università di Cagliari, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Chimica, il DAS, il Dipartimento Aerospaziale della Sardegna, quindi lei sempre protagonista di primo livello, ci racconta qualche informazione inedita. Sì, molto volentieri, grazie sempre per l'attenzione che date alle attività che portiamo avanti, ma questo è uno studio che iniziamo intorno all'inizio del 2020, grosso modo. Quindi periodo pandemia? Assolutamente in pandemia, noi in pandemia non ci siamo fermati, per fortuna. I laboratori giravano con difficoltà e le difficoltà che tutti conosciamo, però cercavamo di fare il massimo, anche perché, come dire, con queste microalghe, essendo organismi viventi, comunque c'è bisogno di cambiare il terreno di coltura, continuare a farle vivere sostanzialmente. E noi seguivamo da tempo un'attività legata anche in collaborazione con l'Università di Sassari, la collega Antonella Pantaleo in particolare,
che prevedeva l'utilizzo di queste apparecchiature che consentono di simulare l'assenza di gravità, in particolare anche quella marziana, oltre che quella lunare. E allora ovviamente se sulla Terra si vuole simulare diciamo quello che succede sul pianeta rosso, non basta simulare l'assenza di gravità, ma occorre simulare anche per esempio l'atmosfera marziana, che come è noto è costituita quasi al 100% da anidride carbonica. E allora, non essendoci sul mercato delle apparecchiature che avessero questo tipo di caratteristiche, abbiamo ideato una camera che viene, diciamo così, in gergo tecnico si dice calettata sugli alberi di questo clinostato che in rotazione consente di garantire la gravità desiderata sulla Terra, e abbiamo quindi ideato un processo che consente di simulare in modo un po' più appropriato le condizioni marziane. A questo abbiamo aggiunto il fatto che abbiamo alimentato le microalghe, nel caso specifico la spirulina, la famosa spirulina, con simulanti di deiezioni umane. Questo per andare a ricostruire anche un terreno di coltura che ragionevolmente potrebbe essere il terreno di coltura che sul pianeta rosso si dovrà per forza di cose utilizzare. E quindi questo insieme di elementi, ovviamente attraverso delle rapportazioni con dei consulenti brevettuali con cui operiamo da tempo, ci hanno, diciamo, spinto a depositare un brevetto a livello nazionale, poi depositarlo anche a livello internazionale su questo processo che abbiamo quindi ideato per simulare sulla Terra le condizioni marziane, poi, come recentemente i mezzi di stampa hanno dato notizia, abbiamo già avuto un riscontro estremamente positivo, quindi una concessione del brevetto in Russia e in Giappone. Aspettiamo naturalmente l'Europa, aspettiamo gli Stati Uniti, la Cina e l'India, e però insomma almeno 2 su 6 dei paesi in cui abbiamo depositato ci hanno dato ragione. Questo è, io credo, come sempre, insomma, un risultato significativo, perché non è usuale che in una terra come la nostra, bellissima, meravigliosa, però un po' sperduta dai grandi, diciamo così, circuiti, esatto, si portino avanti attività di questo tipo. Noi lo facciamo con estremo piacere e insomma qualche risultato riusciamo anche a declinare. Quindi decisamente non un piccolo passo per l'umanità, un grande passo per l'umanità e un grande passo per la space economy in direzione della salute. Ricordiamo anche un altro traguardo in cui in qualche modo è coinvolto il Dipartimento Aerospaziale Sardo, che è l'opportunità di ricoprire, di rivestire le tute aerospaziali nel futuro di materiali, di nanomateriale proveniente fabbricato in Sardegna. Insomma, la Sardegna si appresta a diventare quasi un hub internazionale per ciò che riguarda lo spazio, ma da un punto di vista concreto, quindi dell'immissione nel mondo del lavoro di ingegneri e giovani ricercatori, lei che scenari intravede? Ma intanto, stando alla prima parte delle sue considerazioni, quel risultato che anche la stampa ha voluto, diciamo, rappresentare recentemente riguarda un'attività che io ho condotto come responsabile scientifico dello Spoke 05 Aerospazio, incardinato nel progetto ben più ampio EINS. Risultati tangibili che io credo in questi 13 anni da quando il distretto è nato sono abbastanza, come dire, si possono toccare con mano in modo abbastanza facile, insomma, no? Anche rispetto alla diciamo così, acquisizione di posti di lavoro. Io ricordo sempre tra questi un importantissimo investimento, ben più che tangibile, visibile, che uno dei nostri soci, Avio in particolare, ha messo in campo in quel di Perdas de Vogu,
all'interno di un poligono interforze, peraltro, del poligono interforze, peraltro, quindi un investimento importante che oggi consente di vedere la Sardegna come un hub imprescindibile in Europa. Ce ne sono 3 in tutta Europa di questi poli, per andare a effettuare i test di motori a propellente solido e di motori a propellente liquido. Propellente solido a Capo San Lorenzo e a propellente liquido proprio a Perdas de Vogo all'interno del poligono. E quindi questo tipo di investimenti, che se non ricordo male era dell'ordine di una trentina di milioni, evidentemente genera della forza lavoro, una occupazione, una occupabilità che però si manifesta non solo in un soggetto come il socio Avio, peraltro particolarmente noto e conosciuto, ma anche in altre piccole e medie imprese che sono cresciute, ne ricordo alcune, che sono partite con veramente un livello di numerosità di dipendenti intorno a una decina e oggi viaggiano a 40-50 dipendenti, quindi c'è anche in Sardegna un riscontro molto positivo di capacità assunzionale in questo settore, nell'aerospazio, che insomma abbiamo cercato di far nascere e cerchiamo di portare avanti, nonostante, come dico sempre, diciamo, il sentimento della riconoscenza non sempre è, come dire, spalmato sul territorio, però noi continuiamo ad andare avanti, insomma, perché crediamo che questa sia un'iniziativa, parlo dell'aerospazio in Sardegna, che ha, ma non perché lo diciamo noi, perché è l'aerospazio in sé che nel mondo sta volando, come è naturale, diciamo, simpaticamente ricordare. Quindi io credo che non essere in grado di agganciare quel trend che ci porterà l'umanità a guardare quegli scenari nei prossimi 50 anni, sarebbe poco intelligente, insomma, no? Poco perspicace. Noi crediamo che questa sia una strada importante e in tutti i modi, ripeto, sotto il profilo della ricerca, il profilo aziendalistico, stiamo cercando di portarlo avanti e continueremo a farlo. Professor Cao, la mela non cade mai lontana dall'albero. Di recente è stato ricordato il suo nonno, Antonio Caupin, senatore del Regno, bisnonno, perdoni. Il 3 ottobre saranno 5 anni dalla scomparsa di una delle avanguardiste più importanti del movimento femminista italiano, deputata della Repubblica, Annalisa Diaz Cao, sua mamma. Come ricordarla, oltre al ricordo intimo e personale? Ma intanto grazie, insomma, sono sempre ricordi davvero toccanti. Io sto cercando dopo aver, diciamo così, ricordato appunto il senatore Caupin, bisnonno, babbo, ad aprile scorso, adesso probabilmente appunto il 3 ottobre ricorderemo ai 5 anni dalla scuola. Che ricordiamo, perdoni, questo è necessario, assolutamente indispensabile ricordarlo, Annalisa Diaz Cao è stata fondatrice e grande animatrice del Centro di Documentazione Femminile della Libreria delle Donne in Sardegna, che a livello di ricerca sociale è stato davvero un faro per tutte noi giornaliste. Ma lo ricordiamo un po' tutti in famiglia, perché come facilmente immaginare, come è facile immaginare, come dire, di questi argomenti, insomma, a tavola si parlava, insomma, no? Quindi si parlava delle difficoltà, dei problemi, delle azioni che si andavano a compiere per realizzare questo grande obiettivo. Immagino che molti ricordino, lo dicevamo prima, la libreria delle donne, per l'appunto in quel di via Falzarego, però resta sicuramente un punto di riferimento, insomma, ancora credo, per la cultura, diciamo così, legata al mondo delle donne. Come dire, l'ho detto anche in altre circostanze, insomma, avere, insomma, in famiglia questo tipo di personaggi, mi permetto di chiamarli così, è certamente stato un grande stimolo, ovviamente, insomma. Ho detto anche in altre occasioni, lo ripeto, bisogna cercare di non farli rimpiangere sostanzialmente, e quindi cerchiamo di fare tutto il
Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione di Rigore, intervista con Simona Fansecco, neo segretaria generale regionale della CGIL, eletta esattamente una settimana fa. Ancora un salto di qualità per le donne in Sardegna. Abbiamo la Presidente della Regione, abbiamo 2 donne segretario generale, abbiamo la Presidenza che rappresenta i comuni della Sardegna. Quindi la donna si afferma in quest'isola dove è sempre stata protagonista. Beh sì, è un'affermazione importante anche per la CGIL. Dopo tanti anni la guida viene assegnata ad una donna e questo non è il momento di dire che siamo arrivati, ma è il momento di partire anche con una svolta dentro l'organizzazione per rilanciare i temi delle politiche di genere, la leadership anche femminile, e questo per noi è sicuramente un grande risultato. Chi è Simona Fansecco? Da dove arriva?
Io ho iniziato la mia attività sindacale, avevo 18 anni, ero delegata sindacale in un'azienda del commercio, mi sono avvicinata all'organizzazione perché volevo stabilizzare il mio contratto di lavoro, che era un contratto precario a tempo determinato, quindi da lì è nato una grande passione, una grande militanza, per poi seguire una categoria che rappresenta il commercio, i servizi e il turismo. Sono stata segretaria generale della Federazione di categoria territoriale, regionale, e poi ho fatto il mio percorso confederale in Camera del Lavoro a Cagliari, prima in segreteria e seguivo l'organizzazione e poi segretaria generale della Camera del Lavoro. Sono stata la prima segretaria regionale donna, sono stata la prima segretaria di Camera del Lavoro metropolitana di Cagliari donna e ora segretaria regionale donna. Facendo due calcoli, sono 32 anni di gavetta, sì. Possiamo definire Simona Fansecco self-made woman. Sì, sono 32 anni di gavetta, un percorso importante che sicuramente mi ha dato tanto e spero di poter restituire all'organizzazione quello che in questo lungo percorso ho imparato e ho avuto l'opportunità, insomma, di seguire anche stando vicini ai lavoratori, alle lavoratrici in settori estremamente precari, frammentati come il mondo degli appalti, del turismo, del commercio, delle pulizie, quindi insomma un settore estremamente fragile e precario. Da segretario generale della Camera del Lavoro di Cagliari, com'è stato il rapporto con la Presidente della Regione? È stato importante perché la Camera del Lavoro metropolitana di Cagliari ha tematiche che sono anche regionali, quindi insomma è stato sicuramente un rapporto costruttivo sotto alcuni punti di vista e poi per la nostra caratteristica, che è quella di essere anche un soggetto autonomo dai partiti e dalla politica, noi rivendichiamo diritti per i lavoratori, uno sviluppo per il territorio che sia giusto e quindi temi su quali si può proseguire il confronto anche a livello regionale. Avete molti problemi da risolvere a Macchiareddu, il più doloroso dei quali riguarda la Fluorsid. Sì, lì ci sono delle vertenze aperte, principalmente sono 3, Fluorsid, Becker e Sanac. Noi riteniamo che debba essere un ragionamento complessivo di tutta l'area, non le singole vertenze aziendali, perché poi sono principalmente caratterizzate da un unico fattore, che è quello del costo dell'energia e dal costo dei trasporti, quindi questo incide con le scelte imprenditoriali e su Fluorsid c'è un'aggravante aggiuntiva, che è l'atteggiamento dell'imprenditore. Ha licenziato in modo illegittimo dal nostro punto di vista 2 lavoratori e quindi vorremmo che si ritirasse quel provvedimento di licenziamento per riaprire una discussione sindacale che sia improntata alla correttezza, al rispetto anche del ruolo sindacale. Quindi da lì partiamo per dire la vertenza Macchiareddu, una vertenza che deve essere gestita complessivamente con un tavolo regionale unico, un tavolo ministeriale unico, nel quale non solo si parla di crisi aziendali, ma di sviluppo anche all'interno di un ragionamento di rivendicazione di una ZES insulare, perché questo rientra a pieno titolo su quello che è il ragionamento che noi facciamo sul riconoscimento pieno del diritto dell'insularità inserito in Costituzione, l'articolo 119. Dopo 4 anni è ancora solo carta scritta, non c'è realmente un intervento del governo che definisce in modo impattante anche quelle che sono le politiche di perequazione nei confronti della nostra regione per avere realmente uno sviluppo che annulla quelli che sono gli svantaggi della nostra regione. Uno dei più grandi problemi è quello della sanità. Il suo predecessore Fausto Durante è stato particolarmente negativo sulla scelta della Presidente di avere anche la delega della sanità. Lei che cosa ne pensa? Sì, in continuità col mio predecessore credo che quelle critiche vengano riconfermate anche oggi, cioè l'assessorato alla sanità necessita di una figura che gestisca le emergenze, le urgenze che ci sono all'interno del comparto in modo strutturato, quindi noi vorremmo che ci fosse un assessore a pieno titolo rispetto anche al tempo da dedicare alle varie tematiche. Crediamo che non si possa andare avanti così definendo soltanto provvedimenti emergenziali, ma bisogna ragionare in termini strutturali per cercare di intervenire sulle liste d'attesa, per intervenire
intervenire sul fatto che molti cittadini e molte cittadine rinunciano a curarsi perché non hanno le risorse economiche per accedere ad un sistema privato, e quindi noi vogliamo che ci siano degli interventi strutturali e non degli interventi così estemporanei e emergenziali, perché il diritto alla salute è un diritto previsto dalla nostra Carta Costituzionale all'articolo 32 e vogliamo che sia realmente esigibile. Abbiamo una fragilità data da un invecchiamento della popolazione, abbiamo patologie croniche nella nostra regione, non abbiamo un registro dei tumori, e questo è importantissimo anche come forma di prevenzione rispetto alle tante patologie che potrebbero essere gestite in modo diverso, e abbiamo una prossimità che non funziona. Non abbiamo una rete territoriale, un'integrazione con il sistema sanitario che sia efficace e efficiente. Quindi bisogna ripartire da qua. Conclusioni riguarda un altro argomento delicato. L'unione dei 3 aeroporti della Sardegna, che pare sia stata già varata a livello governativo. Sì, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, noi siamo contrari all'operazione di unificazione degli aeroporti, non rispetto a una governance che viene definita in modo sinergico sull'attività, ma siamo contrari rispetto a forme di privatizzazione dell'aeroporto Cagliari-Elmas. L'operazione potrebbe essere fatta attraverso delle modalità completamente diverse, potrebbe essere fatta garantendo l'intervento del pubblico all'interno dello scalo, perché lo vediamo anche oggi sulla continuità territoriale. Ci sono delle tratte che non sono appetibili al mercato e al commercio in senso ampio, quindi noi rischiamo di far venir meno quello che è il diritto alla mobilità per i sardi, un diritto per chi studia, per chi lavora, per chi si deve curare, e quindi l'operazione della Regione di destinare 30 milioni di euro e in più avallare quella che è l'intenzione di costruire un asset con fondi finanziari è un qualcosa che non deve essere portato avanti, perché limita la possibilità dei sardi di avere una continuità territoriale realmente garantista di un sistema anche di giustizia sociale. In collaborazione con Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.